Ciao gente, dal Fabio di Scuola di Milanese. In che vorrei parlare di una nostra proer, una nostra maniera di dire, che è, ma va si fu la Laida. Intanto però vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale YouTube, Scuola di Milanese di Fabio Fumagalli. Se vi piacciono i video metteteci like ed attivate la campanella. Ma va si fu la Laida, il disumo che adesso, quando che viene intorno che dà fastidio, no? Pensate che la maniera di chi è venuta fuori quando appena dopo che il Verdi l'ha rappresentata per la prima volta, la sua opera l'Aida, proprio qui a Milano, al Teatro della Scala, il 2 di febbraio del 1972, che aveva un successo fuori del normale. Anche lui pensava di veghe, insomma. Pensate che il Verdi lanciava fuori, proprio durante l'opera, addirittura 33 volte e alla fine il pubblico le andava via dopo che hanno rappresentato l'ultimat e addirittura appena fuori già canticchiava, si fulava l'area più famosa, no? Dell'opera. Da quel momento lì, quando le sapevano se fa, era solo a pensare, le aspettava un qualcuno, un qualcosa, e veniva normale se fu il motivo della Ida, come al dito in cui si fa con ti canzonette più sei in voga, no? Ecco, che sicuramente il Verdi e il Fideschi in con la Ida, altro che gli pare, gli avrei strasciato tutti in maniera particolare con Tincassi, insomma. Il disco d'oro la sa vendere, chissà quanti ne avrebbe vinto. Pensa che la prima volta che hanno rappresentato la Ida, proprio in assoluto, la prima volta è sta al Cairo il 24 di dicembre del 1971. E lì che divide Egitto, il Castacà una scena di 150.000 franchi. Che al dito in che può paragonare quasi a un 400.000 euro nel dito in che, insomma, mica po' di saria. Va bene gente, se sento ma alla prossima, ciao da Fabio di Scuola di Milanese. Ciao gente, stai bene, mi raccomandi.